Amici di Bella Sicilia, altri momenti speciali. Buonasera! Buonasera amici di Bella Sicilia, buonasera. Stiamo preparando lo sfincionello con le acciughe, la cipolla, il formaggio stagionato. E ci troviamo a Disnello, comune del circuito turistico Bella Sicilia. Allora, quali ingredienti occorrono per questo sfincionello? Acciughe, cipolla, formaggio semistagionato, e lo andiamo ad infornare. E lo andiamo a infornare, come dicevamo dal titolo, nell'ape pizza. Ed ecco il viaggio tra le meraviglie di Isnello. Nel frattempo condividete il video, continuate a lasciarci i vostri commenti, i vostri saluti, mentre noi facciamo una passeggiata insieme a tutti voi. Salutiamo la Prologo di Isnello da Onda TV, un caro saluto. Parlate, ditemi. Come sta andando? Una bella zuppa di fagioli, Guardate. con il titolo, guardi. Ma quanti sapori! Guardi, una meraviglia. Potete assaggiare, Sapori straordinari! Potete assaggiare, fagioli cucinati con amore da queste signore della Prologo. Complimenti a voi! Grazie, grande giornata oggi, grande serata. Caro saluto agli amici di Onda TV e Bella Sicilia, un saluto! Ecco allora, Pina, Sara, E complimenti. Giovanna, Gandolfa, Mario, Claudio, Elia. Noi adesso facciamo una passeggiata Perfetto, buona passeggiata. e ci vediamo dopo! Un caro saluto! E tanti sapori che scopriamo in diretta per tutti gli amici di Bella Sicilia. Buonasera. Qua cosa abbiamo? Abbiamo i cotturuna. I cotturuna, ma come vengono preparati? Allora, è l'impasto della pizza o del pane comunque fritto e noi lo facciamo di diversi tipi, lo facciamo dolce o salato. Quindi con lo zucchero, con la Nutella e poi col sale oppure con la salsa dello sfincione. Con la salsa. Davvero squisito. Salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Un caro saluto. Buonasera. Buonasera a voi. C'è quest'altra cosa invece preferivo. Quindi ci parli un po' di questo ingrediente principale. L'ingrediente principale è fatto con acqua, farina e lievito. Acqua, farina e lievito. Come il pane normale. Poi viene fatta salsicciotto e poi viene fritto. Allora vediamo la frittura. Guardate amici di Onda TV e Bella Sicilia, il momento della frittura qui a Sapori d'autunno. Siamo a Disnello in diretta con voi. Salutiamo Valentina. Allora la frittura come deve avvenire? Serve olio caldo e soprattutto stare attenti a non far diventare la pasta cruda. Grazie ragazzi! E continuiamo il nostro giro. Salve. E continuiamo il nostro giro tra le bellezze di Isnello, tra le bellezze di Sapori d'autunno. La bellezza naturalmente. Certo.
questo il viale che percorriamo. Viale che abbiamo attenzionato anche nei video precedenti, in quanto, come abbiamo detto più volte, come ha evidenziato Valentina Grimaldi nel commento, comune del circuito turistico Bella Sicilia. E quanti sapori, quante dolcezze, amici di Onda TV e Bella Sicilia! Salve, 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 salve! Che grande piacere essere qui, grande piacere essere con voi, ma cosa abbiamo qui? Allora abbiamo cannoli siciliani, cassata siciliana, poi abbiamo dei bonbon fatti con la Nutella e le sfogliate e con la truffa. E di cannoli li riempite qui, ne riempiamo uno in diretta. Siamo in diretta sulla pagina di Bella Sicilia. Facciamo vedere come Vieni qua, va, pieno, pieno! Prontissimo! Ed è prontissimo, Bella Sicilia, fantastico, buonissimo, il grande entusiasmo. Salutiamo tutti, grazie a voi il viaggio continua, circondati da questi sorrisi, da questo calore, da questa allegria. E sono gli ingredienti che caratterizzano eventi del genere. Noi siamo felici di viverli e di veicolarli a tutti voi. E poi tanti stand, prodotti di artigianato. Cosa stiamo facendo? Allora, qui stiamo preparando le cassatelle che sono ripiene con di ricotta e le gocce di cioccolato. Guarda. Allora noi assistiamo in diretta con piacere a questo momento. Tutto fatto al momento, non c'è roba surgelata, tutto fresco, dal consumatore, dal produttore al consumatore. Quindi ancora per il tempo di arrivare qui a Isnello per questa saga facciano tanti stand quindi che si aggirano le strade. Cosa ne pensate di Isnello, di Sapori d'autunno, di questa Allora, è giornata? una bellissima sagra. Noi non è la prima volta che veniamo, è più di almeno 6-7 anni che veniamo e ogni volta, ogni anno ci rimaniamo veramente sbalordite di tutta la gente, dell'accoglienza, di tutto, diciamo. Ben organizzata. Le persone molto Socievole. L'abbiamo notato, il calore che si respira. Complimenti, grazie, arrivederci. Arrivederci, con grande piacere. E come dicevano, il calore delle persone, il coinvolgimento che si ha. Ma noi continuiamo, vediamo di regalarvi in questa diretta più stand possibili, di farvi vivere insieme a noi più momenti possibili. Continua l'artigianato. Poi cosmetica, estratti. Continua la passeggiata di Onda TV e Bella Sicilia, buonasera. In diretta sulla pagina di Bella Sicilia, qui cosa offrite? Allora, qui abbiamo dei panini con la salsiccia, con la porchetta, poi salumi, formaggi E il panino con la mizza. e mizza. E questo momento in diretta che davvero regala profonde sensazioni di gioia, che è quello che stiamo vivendo qui. Senti il profumo. Si sente il lo possono profumo, sentire. ma si vede negli occhi delle persone presenti il piacere che si ha vivendo Sapori d'autunno qui ad Isnello. Ed ora è il momento di questo panino, tra i più amati possiamo definirlo? Sì, sì. Oggi ho fatto
Guardate il panino con la meusa. Formaggio? Sì, completo. Allora maritato. Maritato. Si chiama marinato, quindi quello completo. Formaggio. E una spruzzata di limone. Ecco a te, buon appetito. E qua tanti salumi. Tanti. Buonasera. Buonasera. Qui cosa invece proponete? Salsiccia di maiale nero, salami, cavallo, pancette, guanciale, c'è di tutto. C'è di tutto. Grazie e complimenti. Buon lavoro. Grazie, una buona serata. È stato un piacere essere con voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci, un abbraccio. E come dicevamo, le scoperte sono molto frequenti, le sorprese sono frequentissime. Ed il viaggio non si ferma, amici di Bella Sicilia e Onda TV, altre meraviglie culinarie. Qua cosa abbiamo? Qui abbiamo cartoccia alla ricotta, cannella alla ricotta, bignè alla ricotta, cartoccia alla crema e qua pasta incagliata con broccoli, noci, besciamella e cipolla e formaggio. Chi desidera i sapori non può non venire a Sapori d'autunno. Venite a Sapori d'autunno. Grazie e complimenti, un caro saluto! È la grande allegria, la cosa che ci sorprende. Il riuscire a godere di questi momenti, momenti di sapori, momenti di arte. Guardate, l'artigianato siciliano. Le ceramiche di Caltagirone. Quale di questo pezzo di artigianato preferite? Lasciatelo scritto nei commenti, guardate quante. La pala di fico d'India, il ferro di cavallo, la trinacria, le teste di moro, veramente un'esplosione di colori. Ci parli di questi oggetti, diretta su Bella Sicilia. Che oggetti sono quindi? Caltagirone. C'è amore verso questa terra. Complimenti. Salutiamo gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. E vi invitiamo ad Isnello. Tantissime meraviglie per tutti coloro che si fossero messi adesso in visione. Siamo ad Isnello, comune del Borgo delle Madonie. E noi solo per questo momento vi salutiamo, ma condividete il video se consulta giovanili all'Isnello in diretta su Bella Sicilia. Salutiamo tutti gli amici di Onda TV e complimenti per il vostro lavoro, caratterizzato da... Cosa fate voi della consulta quotidianamente? Qual è il vostro impegno per questo borgo? No, noi siamo dei ragazzi che per il nostro volontariato ci mettiamo in gioco per organizzare la festa come i Sapori d'autunno, per migliorare il paese e pure per renderlo attivo. Noi alla fine siamo un gruppo di ragazzi universitari, liceali, che ci incontriamo settimanalmente per organizzare le varie feste, oppure i vari eventi come il Natale, che abbiamo organizzato qualche volta, pure le tombolate, pure dei momenti di accoglienza nelle case di riposo per le persone più anziane, oppure per altre feste come ad aprile per la sagra
delle verdure, che ci siamo messi pure come nostro stand per pure vendere, per ci vuole qualche soldo. Complimenti a voi della Grazie. consulta per contribuire in maniera così bella e con questo grande sorriso allo sviluppo e a migliorare sempre il borgo. Complimenti, grazie, complimenti. E per chi ama le olive è nei secondi del video giusti. Ma quanti spettacoli qui! Patè artigianali e olive nocellare dell'Etna. Tutto fatto in casa. No, in casa, laboratorio. In casa. Del signor Cortese Agatino. Prodotti tipici, senza conservante e tutto roba originale. Si vede bene. E chi si mette su Facebook? Complimenti, in diretta sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. È stato un piacere. Salve, buonasera a voi, buonasera. Ed è giunto il momento di salutarvi. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino alla fine del video. Da Isnello un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Da Adriano, al prossimo video.